Cari telespettatori, ben ritrovati. Ci fa piacere riavere qui con noi in studio per parlare di un tema molto importante, anche ed estremamente delicato, quindi richiede la vostra attenzione. Tina Cupani, ben ritrovata. Grazie. Segretaria generale dell'FNP del Veneto. Allora, con lei segretaria affrontiamo la questione che riguarda tantissimi nostri telespettatori che ci seguono, perché è quella dei nonni. Nonni di tanta età, perché effettivamente ci sono nonni molto anziani, anche oltre i 90 anni, che fanno ancora i nonni. Bravissima, molto anziani, questo in virtù della longevità, e va benissimo. Nonni più giovani, quindi sappiamo che ci sono anche nonni giovani, e comunque il nonno è un ruolo sociale e potrebbe essere anche codificato come un lavoro, un mestiere, diventa sempre più importante nell'ambito della famiglia, a volte di supporto e a volte conditio sine qua non per poter pensare di programmare una famiglia, perché tante volte chi non ha i nonni ci pensa su 2 volte, perché deve avere anche un budget economico che gli consenta di sopperire con tante altre strutture, aiuti che purtroppo a livello istituzionale non ci sono. Voi avete fatto e fate periodicamente, anche in virtù del periodo che si dedica all'attenzione ai nonni, dei sondaggi molto interessanti. Sì. Ci racconti che cosa ne è emerso, cos'è questo tipo di ricerca, da che cosa siete stati mossi? Beh, noi siamo partiti l'anno scorso con una forma sperimentale e abbiamo visto che, al di là dei numeri, perché l'abbiamo fatto velocemente, ci sono state delle risposte immediate rispetto al campione che avevamo definito, e abbiamo affrontato un po' il ruolo del nonno da un punto di vista anche emozionale, emotivo, personale. E quest'anno, sempre in occasione della festa dei nonni, e anche per ricordare che c'è una legge che definisce il ruolo e la funzione sociale e anche all'interno della famiglia del nonno, lo abbiamo riproposto, abbiamo ampliato un po' le domande e soprattutto abbiamo avuto un campione molto importante, quindi numericamente superiore rispetto all'anno scorso. Vediamo infatti la prima slide, perché ci parla proprio di 302 infatti risposte, il che non è poco, ma anche perché l'abbiamo fatto in tempi, quindi come si vede lì abbiamo 302 risposte, però di nonni che rappresentano 750 nipoti, quindi un numero molto interessante. Se io guardo un attimo, faccio un attimo un'analisi del dato, emerge comunque anche una lettura sull'andamento demografico, perché i nonni continuano ad avere, i nipoti continuano ad essere numericamente non tanti, e un'altra analisi che noi abbiamo fatto, che al di là dell'andamento demografico c'è anche una tendenza da parte dei genitori di fare figli in età avanzata. L'altra cosa che abbiamo letto da una recente indagine di Bankitalia è che molti figli aspettano che i genitori vadano in pensione per fare a loro volta figli, quindi c'è questa attesa di uno che diventi nonno per poi affidare come nipotini i propri figli ai nonni. Quindi ritorniamo ad un valore sociale dei nonni, ad un valore affettivo, però anche a un riconoscimento, perché noi è quello che ci interessa. Noi rappresentiamo gli anziani, sappiamo che i nonni tanto fanno all'interno delle loro famiglie, svolgono un ruolo nella società, e vorremmo che fossero valorizzati. Questo assolutamente. Il nostro pensiero va verso una valorizzazione di queste figure. Anche perché poi, oltre all'aiuto a livello pratico, in tanti casi c'è un aiuto economico, quindi il nonno contribuisce, dà una mano tante volte ai figli e quindi ai nipoti di conseguenza. Che svolgono un welfare sociale sia da un punto di vista di azione di supporto, ma anche di supporto economico. Quello lo diamo per scontato, ed è per questo forse che il valore delle pensioni dovrebbe essere più attenzionato, perché io dico sempre, il nonno in salute e che ha una buona pensione diventa anche un buon risorsa. E un nonno indipendente, quando non è più in salute, che non deve aspettarsi dei soldi dai figli per poter andare in casa di riposo, oppure avere un aiuto a casa, è un patrimonio anche questo. Quindi a tutti abbiamone cura, perché esatto, bravissima. Voglio tornare sulla slide precedente per far capire, per spiegarla ai nostri telespettatori, perché è molto interessante, che abbiamo, vedete le fasce
fascia, quella celestina e quella azzurra, così è una fascia enorme e rappresenta il 31,5% che ha un nipote solo, ed è quella celestina, vedete quanto, e il 30,1%, sempre una percentuale molto alta, che ne ha 2, quindi la stragrande maggioranza ha veramente pochi nipoti rispetto a una volta, rispetto alle generazioni passate dove si parlava di 4-5. L'andamento demografico è un modello anche di vita diverso, come dicevo prima, fanno i figli più tardi. Esatto. Coinvolgimento, segretaria, nella gestione poi, perché non è che se ne lavano le mani o lo sono tenuti fuori. Avete chiesto anche questa? Certo, questa è la seconda slide. Dalla seconda slide si vede chiarissimo che l'85% dei nonni dedica l'attività proprio ai nipoti. È un po' più un vero supporto alla famiglia, perché è una vita, una quotidianità dedicata alla gestione dei nipoti, e quindi è una valorizzazione importante anche del tempo che si dedica per la gestione dei nipoti. Come si diceva prima, qualcuno ha detto anche bancomat, no? Ma la maggior parte va letto come welfare familiare. Hanno risposto bancomat. Qualcuno quelle pochissime eccezioni un po' negative di chi magari si sente trascurato. Solo quando c'è il momento del bisogno vanno dal nonno. Ci sta nell'ordine delle cose, dopo basta farsi anche rispettare. Differenza tra uomini e donne? Sì, allora è quello che si vede soprattutto nella slide successiva. Eccola qui che vediamo. Perché... La slide numero 3. Sì, infatti. E da lì si vede anche la fascia di età di coinvolgimento per quanto riguarda il ruolo di nonno. Allora, gli uomini, si vede dal grafico, tendenzialmente che si occupano dei nipoti per una percentuale importante, vanno dai 70 ai 79 anni. E quindi io ho fatto un ragionamento mio, si sentono più consiglieri, più di un supporto più affettivo nella relazione, mentre le donne sono più coinvolte, quindi nella parte che va dai 60 ai 69 anni. Diciamo che sono più giovani, sono anche più propense ad una vera cura della persona, quindi il bambino piccolo che va più attenzionato, che va più curato. E anche un'altra considerazione che noi avevamo fatto nella lettura di questi dati, che purtroppo le donne vanno in pensione sì in un'età più giovane, ma sono deteriorate a volte nel fisico, e quindi dopo i 70 i 75 anni sono più stanche, fisicamente più provate. Ma anche forse perché si chiede un contributo diverso alle donne rispetto che ai nonni, nonne rispetto che ai nonni. Alle nonne si chiede quasi di sopperire il ruolo della mamma e quindi di fare tante cose che sono anche pesanti effettivamente, mentre al nonno è più un discorso di compagnia. Sì. La compagna chiacchiera, fa più un supporto, diciamo quasi in un'età preadolescenza, adolescenza, è più un supporto di quel tipo lì. Comunque è importante anche capire quanto l'utilizzo della figura femminile anche come nonna sia più legata ad un'attenzione alla cura. Esatto. Più tipo caregiver, praticamente, che stanca, che stanca anche di più. Sì. Infatti, un conto è andare a passeggio, un conto è fare attenzionare in maniera diversa il bambino. Ma io ho parlato con più persone che ho avuto modo di avvicinare, anche in case di riposo eccetera, che si trovano ad essere nonne attive nei confronti dei nipoti e a loro volta figlie caregiver di supporto ai propri genitori, dove quindi abbiamo la figura dei bisnonni molto anziani, e ce ne sono, e tutto in carico alla medesima persona che si deve dividere. Dice, pensavo andando in pensione che mi sarei rilassata, invece si trova duplicemente impegnata, è una cosa veramente pesantissima. Noi conosciamo parecchie, io almeno conosco parecchie donne che sono andate in pensione anche un po' prima, pur non avendo i requisiti di anzianità, quindi quelli che danno la pensione importante, perché dovevano accudire o il suocero o i genitori,
e quindi... E dopo quando toccherà loro però bisogna vedere che quello cosa è il problema. Guardi che noi ce lo stiamo ponendo come problema. Noi abbiamo un rischio di non autosufficienza che può pesare sulle donne che sono andate in pensione a 60-65 anni, che però hanno svolto questa funzione di caregiver, quindi il fisico ne risente, perché l'abbiamo sempre detto, le donne vanno in pensione prima, vivono di più ma meno in salute. Sì. E con pensioni più basse. Cioè, è brutto monetizzare sempre le cose, però... Abbiamo detto più volte. Caspita, bisogna rimarcarlo. Invece per quanto riguarda la quantità del tempo dedicato, siete entrati anche nel merito di questo. E lo si vede benissimo nella slide, la slide 4, e che da lì si capisce che chi ha dato questa risposta racconta di una vita che è in funzione dei nonni e della famiglia dei propri figli, perché anche il coinvolgimento periodico significa che comunque la mia vita personale è organizzata in funzione di, quindi se c'è la malattia, se li devo andare a prendere, se devo fare da mangiare, se li devo accompagnare, quindi di fatto chi quantifica questo impegno, lo dicevo all'inizio, riempie l'85% della sua giornata. L'85% della sua giornata è in qualche maniera legata alla funzione cioè solo il 16%, che è quello arancione scuro che voi vedete, però occasionalmente. Occasionalmente, quindi solo una percentuale bassissima, quindi vuol dire che imposta la propria vita in virtù dei propri nipoti, e questo è un dato di fatto, sperando che questo possa piacere e gratificare, perché questo è un altro aspetto rilevante, perché dove c'è una... sì, non per tutti, quando diventa un impegno costante e dovuto, non per tutti è così semplice. Lo diranno dopo che lo fanno volentieri, ma è pesante. È pesante. Che cosa fanno questi nonni di tutto? Avete chiesto anche questo? Sì, fanno di tutto, quindi fanno i babysitter, svolgono l'azione di trasporto, fanno da mangiare, cioè tutto quello che serve nella quotidianità ai loro nipoti, li accompagnano alle attività ricreative, li aiutano a fare i compiti, giocano con loro se sono in condizioni di farlo, perché non sempre è, e quindi è una vita piena quella dell'anziano che svolge il ruolo di nonno. Lo fanno volentieri, ma ammettono che è pesante. Il semplice fatto che il 38, quindi vuol dire quasi il 39% accompagna e va a prendere l'asilo a scuola, che diventa una cosa fondamentale, perché altrimenti devi prendere una babysitter che vada e che torni, quindi non è semplice, però è un impegno costante, cioè andare a prendere, quindi... È la giornata che non è più libera, non è più per te. Infatti, perché tu devi organizzare la tua giornata in funzione di questo. E quindi è comunque un limite. Avranno anche diritto, no, questi nonni. Infatti. E perché viene chiesto l'aiuto ai nonni a un certo punto? Quello viene da sé, che è ovvio che per evitare la babysitter, per andare a prendere, eccetera, però voi siete entrati nello specifico chiedendolo a loro, no? Sì. Quasi il 53% vedono riconosciuta un ruolo anche nel rapporto di fiducia fra il figlio e il nonno, quindi i figli si fidano perché è la figura di riferimento dei nonni. Altri invece lo fanno perché gli orari dei servizi per l'infanzia o delle scuole sono non compatibili con l'attività lavorativa dei genitori, e altri li fanno anche perché i costi sono elevati, quindi è anche un supporto da un punto di vista economico alla famiglia, però questo è un elemento secondo me anche di criticità, perché il fatto che i servizi non siano compatibili con gli orari o che siano costosi effettivamente deve far riflettere sul modello sociale che non funziona, perché se io so che dovrò comunque ricorrere ai nonni perché a questo punto non avrò altre possibili soluzioni, questo mi limita anche nel mettere a modo i figli, se il nonno non c'è o se è troppo anziano. Indubbiamente.
quindi apre l'altro versante. La carenza di servizi determina un po' anche non solo l'utilizzo della figura del nonno, ma anche i figli a non avere altre scelte, e quindi questo emerge chiaramente dall'indagine che noi facciamo, e quindi noi l'anno prossimo però vorremmo fare qualcosa che va oltre, capire dai nonni se ci fossero i servizi. È una curiosità che abbiamo, perché ogni anno facciamo qualcosina in più. Se ci fossero comunque i servizi adeguati, che ruolo avrebbero? Come nonni, se comunque si sentirebbero portati in ogni caso a seguirli, forse con modalità diverse, esatto, questo è anche importante. Appunto, il valore della fatica, avete chiesto anche se è faticoso oppure no occuparsi, a parte che poi dipende dai nipoti, perché ci sono nipoti e nipoti. Vediamo anche qui il grafico, che cosa ne è emerso. È emerso che loro lo fanno volentieri, ma è un sacrificio. Quella verde chiara è praticamente la risposta, 66,5%, lo faccio volentieri ma è un sacrificio. Qua dà la risposta. Sono stati sinceri, lo hanno ammesso, però hanno anche dato un valore all'impegno che loro dedicano per i loro nipoti, quindi lo fanno perché lo fanno con piacere, però non possiamo non dire che è faticoso. E quindi ancora più un riconoscimento andrebbe dato. Sì, io ogni tanto, quando io capisco i nonni, quando i figli arrivano la sera che li vanno a prendere, che pur amandoli li riconsegnano tirano il respiro di sollievo. Esatto. No, ma poi dicevo, ci sono bambini e bambini, perché ci sono bambini che sono anche tranquilli, altri che sappiamo che sono molto, diciamo così, tra virgolette, agitati. Ma con che frequenza questi nonni vedono, visto l'impegno, i propri nipoti? Sì. Questa è riservata a quella parte di nonni del nostro questionario che non è coinvolta nella gestione dei nipoti, quindi a loro si è chiesto, comunque tu li vedi, come puoi descrivere la relazione che hai nei confronti dei nipoti quando non li gestisci quotidianamente, tranne qualche rara risposta di amarezza, comunque loro valorizzano la parte affettiva, la parte anche di continuità, in quanto vedono nei nipoti un proseguimento anche di quella che è il futuro, e anche un ringiovanimento, perché stare insieme ai bambini e agli adolescenti ti porta anche a ringiovanirti da un punto di vista così personale. Qualcuno ha espresso amarezza, però la maggior parte, pur non essendo coinvolto, spostando l'azione, il supporto ad un livello qualitativo, sono comunque soddisfatti della relazione che hanno con i loro nipoti. Puntano molto più sulla qualità, perché sono meno coinvolti. Sempre nonni non coinvolti, sono 105 le risposte. Sul tempo, se il tempo è sufficiente, e differenza tra quantità e qualità. Questa è una domanda, anche questo difficile, perché secondo me implica delle valutazioni anche emozionali, affettive, che non sono di poco conto. Io penso che quel 54% della slide è l'espressione più di amarezza, ma questa è una lettura che do io. Mentre nella parte la grafica, quella del valore aggiunto, indipendentemente dalla quantità, il tempo di qualità, è quel valore aggiunto che deriva da un rapporto più disteso, nel senso che c'è meno l'impegno fisico personale, però quando li vedo e quando li incontro me li godo comunque, perché nel rapporto che ho è un rapporto che è meno di fatica e più di relazione. E qui arriviamo un po' a tirare le fila con quest'ultimo aspetto molto importante, perché si parla di riconoscimento da parte della società, e voi avete chiesto: ritieni che da parte della società ci sia un adeguato riconoscimento della figura dei nonni? Cosa ne è emerso? La risposta è che quasi il 60% ha detto di no, e questo dobbiamo leggerlo. Dobbiamo leggerlo noi che li rappresentiamo anche da un punto di vista sindacale, che siamo portatori e rappresentiamo le loro criticità, le loro difficoltà,
però deve essere anche una lettura che devono fare in molti nel mondo in cui viviamo, perché a volte li diamo per scontati e non li sappiamo valorizzare. E come dicevo all'inizio, quando chiedono, quando mandano dei segnali di aiuto, quando avanzano delle richieste, dovrebbero essere più ascoltati, dovrebbero essere più attenzionati, perché è un welfare familiare quello che svolgono loro, e quindi bisogna anche saperli valorizzare all'interno della società come figura sociale e non emarginati ad un ruolo che viene considerato solo affettivo e quindi anche sociale. Loro svolgono un ruolo sociale importante per l'economia di questo paese e per la società tutta, insomma. Ma c'è un po' anche una speculazione, secondo lei, dal punto di queste figure, da parte appunto istituzionale, perché se io faccio in modo che questi legami permangano, quindi un do ut des, prima da nonno ti do tanto, a te figlio, nei confronti, dopo io mi aspetto che un domani di ricevere qualche cosa perché avrò la necessità di ricevere, quindi è una cosa molto sottile, però fuori lo Stato dice benissimo che ci siano queste do ut des intrafamiliare, perché così mi allevia dal dover provvedere a persone che magari sono molto più isolate, molto più sole, che altrimenti sarebbero veramente in una situazione di emergenza, quello che poi si prospetterà in futuro. Perché, sì. Cosa ne pensa? Io credo che si troveranno soli anche dopo. Il 34% degli over 75 vive da solo. E le famiglie sono piccole e vivono anche in situazioni da un punto di vista residenziale limitate, e io credo che a queste figure dobbiamo essere noi adesso che garantiamo un futuro più protetto da un punto di vista anche di rete sanitaria e sociale nel territorio attenzionato, perché non credo che da parte di chi sta adesso utilizzando e usufruendo di questo servizio ci sia poi più in là la possibilità di garantire a loro in un momento in cui ne hanno bisogno il supporto che loro si aspettano, ma che secondo me quello è il fatto. Sì, ma quindi, perché questa cosa qua è bellissima anche questa indagine, secondo me, perché è uno spaccato del momento. Sì. È uno spaccato del momento, però tanti talenti possono valutarlo alla luce di quello che è successo fino adesso. Cioè le attuali generazioni di giovani nonni o di figli accudiscono ai propri anziani, anche come forma mentis culturale, ma accadrà questo proiettato in avanti? Basta leggere quello che sta accadendo adesso nella società. Con la gestione demografica, sempre meno figli, dicevo prima, in case sempre più piccole. Se io sono in un monolocale o vivo in un appartamento, in una casa piccola, come posso poi prendermi cura? Con che modalità? E noi stiamo molto attenzionando il problema di una non autosufficienza che deve vedere garantita la vecchiaia a chi ne potrà aver bisogno, perché siamo molto preoccupati di quello che sta accadendo adesso. Sì, c'è un'assistenza territoriale che è saltata, sanitaria, e se non si prende in mano la situazione in questo momento e non si crea da un punto di vista di supporto nel territorio una rete di servizi e di supporti all'anziano che sia sostenibile, si troveranno molto in difficoltà. Noi siamo molto preoccupati. Grazie, purtroppo c'è molta amarezza in questo, c'è un'analisi estremamente importante, interessante anche, che meriterebbe di essere attenzionata da parte delle istituzioni, perché questo senza dubbio, perché è uno spaccato del momento della società, lo ribadisco, quindi complimenti ad aver organizzata e anche a perpetuarla nel tempo con le modifiche che potrebbero, quindi comparare i dati di anno in anno. E siamo giunti al termine, segretaria, quindi ci ritroveremo per affrontare altre questioni, anche perché questo è un periodo abbastanza caldo. C'è la legge di bilancio. Esatto.
e quindi staremo proprio a vedere che cosa succederà. Vi terremo aggiornati, cari telespettatori, perché questa è una finestra dove appunto il sindacato dell'FNP CISL vi racconta come vanno le cose, come dovrebbero andare o se non vanno, naturalmente, è più questo in questo caso qua, e di conseguenza grazie del suo contributo, grazie a voi di averci seguito. Rivedete poi in replica la puntata sul sito, andate sul sito dell'FNP CISL del Veneto per avere tutti gli aggiornamenti delle tante iniziative che vengono organizzate, ma anche, perché no, di queste ricerche che secondo me sono molto importanti e molto interessanti. Grazie.